Momenti di paura all'interno del bus 120 Vittorio Veneto Treviso, all'altezza degli istituti scolastici di Lancenigo, sono salite diverse persone. Ad un tratto, per motivi ancora da chiarire, fra due passeggeri è iniziato un violento litigio. Un trentenne disabile residente a Treviso ed un giovane. Dalle parole ai fatti, sembra che il primo ad alzarsi sia stato il trentenne, ma poi la situazione è degenerata. Calci, pugni e spintoni sotto gli occhi impauriti delle persone presenti. Sul bus in quel momento, oltre all'autista, anche un collega della MOM che si è accorto di quanto stava accadendo ed ha cercato di mettersi in mezzo per evitare il peggio. Alla fermata di Santa Maria del Rovere di fronte alla chiesa, il giovane è stato fatto scendere mentre il trentenne è rimasto lì all'interno. È stato soccorso, è stato protetto dai due autisti che hanno fatto sicuramente il loro dovere perché hanno fatto bene, sono intervenuti in maniera veloce, hanno arrestato il mezzo, hanno chiamato i carabinieri e quindi hanno posto fine a questa aggressione. L'autista ha chiuso le porte ed ha continuato la corsa fino alla stazione delle Corriere, dove ad attendere il bus c'erano carabinieri e un'ambulanza del SUAM 118. Il trentenne è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale a Treviso per essere medicato. Devo ringraziare ovviamente gli autisti che si sono comportati nel modo più corretto e sono veramente fiero di avere persone che fanno un servizio di trasporto pubblico, che hanno a cuore anche ovviamente la salute e l'incolumità delle persone che sono a bordo. I carabinieri, allertati dagli autisti, hanno immediatamente visionato le telecamere del bus per chiarire la dinamica del grave fatto e per identificare il ragazzo che, fatto scendere a Santa Maria del Rovere, si è poi allontanato. Questo è l'ennesimo episodio violento a bordo di un bus. Abbiamo fatto una riunione anche poco tempo fa con il prefetto e col questore, stanno facendo il possibile e l'impossibile. Diciamo che i nostri mezzi adesso quasi la totalità hanno tutte le tecnologie moderne, abbiamo cambiato i mezzi di recente, tra il 2025 e il 2026 cambieremo metà parco mezzi, sono tutti dotati di tutti i sistemi di sicurezza, telecamere interne ed esterne, quindi io direi che sia le forze dell'ordine che anche noi più di così non è che possiamo fare.